barrage, nuovamente insieme, gentili telespettatori di Rai Sport Satellite. Sono 7 gli ostacoli, 8 salti. Siamo con Alves. 7 i salti, dicevamo, 280 metri, quindi dimezzato quasi il percorso. Bernardo Alves con Topic Van Wurf. 48 secondi il tempo massimo, il tempo limite è 96 secondi. Si parte con un largo, poi si andrà a un verticale e poi vedremo insieme, insomma, perché seguiamocelo con estrema tranquillità. Questo bel barrage di questi 7 binomi che seguiamo insieme. Il primo è proprio Alves con il suo castrone Baio Topic Van Wurf. Parte adesso il brasiliano. Il largo, poi subito una bella girata a mano destra, molto veloce per il verticale. Ancora un'altra bella girata, praticamente una scodata diventa quasi, per andare ad effettuare un bel oxer. Poi verticale. Ancora questa gabbia con due elementi, il verticale con tavole e il largo. Ancora un altro largo, eccolo qui. Passaggio di sentiero. E poi, no, prende pieno l'applauso. Praticamente il penultimo elemento, lo prende pieno. Topic Van Wurf. È stato quasi un rifiuto forse alla fine, eccolo, vediamo qua, no, sì, salta, prende proprio la distanza. L'applauso comunque per Alves, peccato per Bernardo Alves. Barrage non comincia bene, non finisce bene per lui, per il brasiliano Bernardo Alves. Andiamoci a vedere adesso Kirk De Meersman con il suo Clinton 53, lo Steiner stallone grigio, 70 e 40 per lui di tempo. Era stato più veloce con 70 e 19 Bernardo Alves, 70 e 40 nel percorso base. Parte adesso De Meersman, lo ripetiamo, con il suo Clinton 53. Primo ostacolo con una certa agevolezza. Secondo anche, qui deve subito, la bella girata a mano sinistra, deve prendere poi una rincorsa poderosa, va a saltare anche qui. Pulito De Meersman. Ricordiamo che sono solo 7 ostacoli per 8 salti, Qui c'è ogni volta uno, la gabbia, con l'errore sul secondo elemento. Verticale con tavola era stato perfetto, non il secondo elemento. Qui occhio dove prima si è incagliato praticamente Alves con Van Truff. Supera invece bene il triplice, il belga. 39,67, una penalità. 39,67, una penalità per Dirk De Meersman. Secondo, chiaramente. Eccolo qua, rivediamo l'errore nella gabbia, nel secondo elemento della gabbia, proprio con gli arti inferiori si è andata a incagliare sulle barriere Clinton 53. I primi due sono andati. Dopo Alves, De Meersman, appunto, sempre Pierre Vlaanderen. E allora andiamo Zed per Christophe Klieren, l'altro belga, con il suo stallone Baio, nato da Animo e da Gariciù nel 1993. Lui che è del clan Nico Philip Arts and Chris. C'era anche Ludo Philip Arts, lo ricordiamo, però si è ritirato nella prima per il percorso base. Seguiamoci cosa combinerà Christophe Klieren, ottimo tempo, 68,55 per lui nel percorso base. Va mentalmente a ripercorrere e a ristudiarsi il percorso del barrage. Ripetiamo, 48 secondi di tempo massimo, tempo limite 96 secondi, 280 metri. Bello comunque questo barrage, come è stato disegnato, veramente molto interessante. Tutto pronto, con la giuria che è nella parte opposta, sempre dove è il triplice, l'elemento. Qui bravo, nella piega a mano sinistra molto poderosa. Va a dar forza, passa. Poi anche qui una piega subito a mano destra. Certo ci sono delle pieghe veramente molto radicali. Andiamo a vederci la gabbia. Verticale con tavole. Secondo elemento, anche lì. Errore lì. Errore lì prima del connazionale. Il triplice saltato, non bene. Purtroppo nell'ultima barriera, in pratica quella che viene aggiunta, tanto per intenderci.
largo il largo con una fila di barriere in più è stata toccata, sono 3 gli errori per lui, 2 errori per lui, pardon, terzo chiaramente tiene quindi De Meersman, Christoph Klieren. Ora andiamoci a vedere il prossimo e quale errore sulla gabbia. Finora nessuno è riuscito a far pulita la gabbia a parte Alves che era andato bene, poi però si è praticamente andato dritto sul triplice. Dopo De Meersman tocca a Pius Schwitzer con un Nick for Schwitz, il suo castrone Baio del 96 nato da Wies de Turin, 71,07 per il cavaliere svizzero del percorso base. Parte una ricognizione mentale, piuttosto direi sicuro di sé, me la puoi vedere così, non ha tentennamenti, preferisce subito partire, parte adesso la fotocellula, primo largo saltato, molto calmo il cavaliere svizzero, vedete? È molto meno nervoso anche nel girare repentinamente con il proprio unique, il proprio cavallo. Effettivamente fin qui ha avuto ragione lui. Ora andiamo a vedere la parte che ha messo in crisi un po' tutti, la gabbia appunto. Ah, ce l'ha fatta, ha passato la gabbia, il secondo elemento, triplice, va, vola anche sulla triplice. Adesso attenzione perché siamo praticamente alla fine, percorso ottimo, 42,74 per vedere il tempo, 42,74, questo bisogna ovviamente annotarlo, 42,74 è primo, chiaramente Pius Schnitzer. E ora un'altra che aveva convinto bene nel percorso base, Pia Louise Aufrecht, insieme ad Hofgut, Liederbach, Sabriska, il suo baio femmina bavarese, nata nel 94 da Lodron B, accord primo. Pia Louise Aufrecht deve battere il 42,74, non era molto veloce, lo dicevamo prima, questa era l'idea che ci dava effettivamente Pius Schwitzer, non veloce però preciso, non ha fatto errori, questo è importante. Per lui netto il percorso base, netto anche il barrage. Pia Louise Aufrecht, lei invece si studia e si ricorda, si ricostruisce soprattutto mentalmente ciò che deve fare nei 7 ostacoli per 8 salti. Si parte da adesso, tra pochissimo. Subito con un passaggio di sentiero, poi una girata a mano destra. Effettuare adesso il verticale, girata a mano sinistra. Più veloce mi sembra rispetto a Schwitzer. Brava! Anche qua poi girata repentina anche per quanto la riguarda mano destra, va a superare il verticale con una certa agevolezza, deve ora passare la gabbia, verticale con tavole, largo, subito piega, girata a mano sinistra per andare nel triplice, sono pochi secondi sono pochissimi secondi 35, vediamo un po', vince 5 secondi e 27 in meno, è straordinaria Pia Louise Aufrecht, straordinaria, 37,45, quasi 6 secondi in meno rispetto allo svizzero Pius Schwitzer, straordinaria. Vedremo adesso come risponderanno, prima Engemann, ottimo del percorso base, poi McEntee e poi Tony Haasman, altro ottimo del percorso base. Brava, comunque molto molto brava Pia Louise Aufrecht, la tedesca. Heinrich Hermann Engemann con il suo castrone baio Aboyer W, nato nel 1994. Aufter, Schwitzer, Alves, Dimmersman e Klieren. Intanto qui ci ricordano sia gli errori sia le penalità che i tempi. È stato lentissimo, se così possiamo dire, Schwitzer, però molto preciso, più lento di tutti, però non ha commesso errori e questo poi conta. Engemann intanto, anche lui piuttosto convinto, qui rischia perché anticipa, se vogliamo, un po' il salto. Ancora Engemann, andiamoci a seguire nella gabbia, il secondo elemento è sempre un campanello d'allarme e anche in questo caso lo è, con l'arto posteriore destro va a toccare, triplice ben effettuato,
sono 34 secondi, era stato veloce. 8 di penalità però per Engelmann. 8 di penalità per Engelmann, quinto addirittura. Quinto Engelmann. Andiamoci a seguire adesso Patrick McEntee, vediamo l'errore, 2 errori per lui. Sempre prima saldamente Pierre-Louis Aufrecht con il suo Hofgut Liederbachs a Brisca. Ora tocca a Chery di Muri-Marais Z assieme a Patrick McEntee. Il suo Castrone Baio è nato nel 95 da Salido e da Farme. 71,54 per McEntee nel percorso base, ovviamente il percorso netto fu. Finora nel barrage 2 percorsi netti, quelli di Aufrecht e di Schwitzer, che infatti dominano la classifica. Poi un errore ma un buon tempo per Alves, che era stato velocissimo, peccato per quell'errore proprio sul triplice in cui il suo cavallo si è proprio piantato. Siamo a Patrick McEntee ora. Bello il barrage. Corto, veloce, però ben disegnato. Qui il primo errore subito per il ragazzo belga. 2. Sono già 8 le penalità, sono tante, anche perché non ci sembra poi questo fulmine straordinario. Fin qui McEntee, prima della gabbia, già 2 errori. La gabbia qui è sempre pericolosa. Bravo a superare comunque il secondo elemento, soprattutto il largo che ha dato molti fastidi. Triplice, ben saltato per McEntee. Sbaglia, 12, 41 e 58, distantissimo direi. Molto molto distante con Chery di Muri-Marais, 12esimo infatti, settimo, 12esimo erano gli errori, le penalità. Settimo quindi, lontano dai primi 3, sono tanti 3 errori per il belga. L'ultimo che seguiamo insieme è Tony Haasmann con il suo Mures-Le Patron, lo Steiner Castrone Baio dalla Germania. Tony Haasmann, lui che corre per la France, Josef Müller, 68,39 percorso netto nel percorso base nella prima parte. L'unico che può forse insediare veramente a questo punto ormai il dominio di Pierre-Louis Aufrecht, l'altra tedesca. Vedremo se farà lo sgambetto o meno. Secondo posto per Schwitzer finora, Bernardo Alves al terzo. Dopodiché chiuderemo Dimmersmann e poi Engelmann, li vedete? Via via ci sono loro. Poi ricordiamo anche che c'è Kliren e McEntee. Questo è l'ultimo che seguiamo insieme, l'ultimo binomio che seguiamo insieme, proprio composto da Haasmann e da Mures-Le Patron. Straordinaria Pierre-Louis Aufrecht, comunque. Buono questo passaggio. Loxer poi sbaglia il verticale. Sbaglia anche il primo elemento, il verticale con tavole. 8 nulla. Possiamo dirlo quindi. Ha vinto la grande Pierre-Louis Aufrecht. Qui si sbriga, cerca di accelerare Haasmann. L'applauso 35-83. Saluta tutti. Anche noi siamo ai saluti. Allora, complimenti. Settimo per lui, settimo posto. Ha vinto Pierre-Louis Aufrecht assieme al suo Hofgut Liederbachs a Brisca. Secondo posto per Pius Schwitzer con Unique. Terzo per Bernardo Alves con il suo Topic Bantwurf. Eccoli qui. Quarto per Dimmersmann, il belga con Clinton 53. Quinto posto per Engelmann con Aboyer W. Sesto per Kliren. Andiamo Zed, il suo straordinario cavallo. È stato eccezionale sia Aufrecht, Schwitzer e anche Alves, sfortunato nell'ultimo errore. E poi l'ultimo posto proprio per, abbiamo detto prima, Tony Haasmann. Siamo ai saluti. Da Marco Lollobrigida è tutto, ancora auguri di buon anno. Vi salutano Peppe Gruto e Giampiero Minnuzzo che si sono avvicendati al coordinamento tecnico Off Tube da Roma. La linea può tornare allo studio di nuovo. Auguri di buon anno.